E glielagnot, tra i 28 e i 29 di giugno, e i barcons des chiasis del Furlans a son plen di bocalettis di aghe sull'is planis. E dentro di questis si alce una robe blanche. Ma c'è robe ise, che stregoneria è mai questa? Orpo, e gli è proprio teie, la barce di Sampieri. Si dis che Sampieri al vegni giù dal cil proprio te in queste ignot, e che al soflintes bocalettis plenis di aghe e blanc da luf per fa uno svio di la barca che lui e il suo amico Gesù allavino a pieschiare insieme. Ma savin che un dai doi al baracche... Queste tradizioni non le vindome no in Friul, ma le chattini in tutto il nord d'Italia e anche in qualche vallade de Toscane. Si è pandude dal secolo VIII, cui Munix Benedettinis, quando anche esisteva un ver cult leato a Sampieri. Ah sì, perché il 29 di giugno alle Sampieri, ma lo sapevi, no? La tradizione però si incurte leade agli eventi atmosferici de stagione. Tor la fin di giugno, di sempre, al torne freddo e ven sul tempo, con burlas, fuartonons, che appare in rievocare la vita burraschiosa della puesto peschiadore. E se al ven burlas, per masse dis, i camps si sgronfin di aghe, e il mare le masse burraschiose, parla a peschiare. Une volte, più di comò forse, che comò no, sin tecnologici, che spiez a ierin fondamentali per acquelte o per peschie. Dunque, ve che le nasut che strit per aiutare il popolo a capire ciò che gli spietava. Comò us fas un piccolo tutorial su cemut che funziona. Nus coventin une boccalette o une caraffe, come che le clamais des vostri sbandis. Doi, un uf, ma dome il blanc. Dunque, o fasin che il zuc indulà o movini il ros di une bande e di che altre dal scus. E fasin colà teaghe il blanc senza pensiers. 3. La plane di un barcon. Poi il nestri misturon sulla plane la sera dai 20 di giugno. E lasile lì di fur, tal scure, tal frescut, tutte la notte. Più rosade e chiappe, mio re. Dunque, o podes anche mettile tal giardin o tal'ort. La mattina, dai 29, ho chiatarin una struttura con un profilo e con pix come che di un velir. Ma qual isali il significato di queste barchie? Il velir di Sampieri alle arbui e velis che appuertin con loro una profezia. Se li velis a son ben viertis e larghis, al vuol dire che queste stagioni overin tant soreli e chialt. Se invece a son sieradis e strentis, sta per tornare al burlaggio. In Toscane, invece, così per contaus une, se la barche e venive fur ben e iere di buon auspicio per cui che le migrava in tes Americhis. Spiegazioni scientifiche. Alle clar che non le passati il Santa Sofla. No mo, che alla ben altri ce fa. Per via de umidità e dal frescut de gnot, il blanc da luf al diventa fis. E perché sta resta tal fond de boccalette e dome qualche picca al bassù, creant che sduc di velis. E a vo altris c'è mutus ise vignude fur che ste barchie. Fasenus al savea chi sotto ai commenti. E sperin che sporti ben. Mandi!